Mafia e traffico di stupefacenti, detenzione abusiva di armi, ma anche sequestro di persone e violenza sessuale aggravata dal metodo mafioso. Questa è l'operazione Kerkent, il nome più antico della città dei Templi. Ha permesso di disarticolare un'associazione per delinquere con base operativa ad Agrigento e ramificazioni in particolare nel Palermitano e in Calabria, dedita all'organizzazione sia degli aspetti operativi che di quelli logistici di un'intensa attività di traffico di sostanze stupefacenti attraverso uno strutturato gruppo criminale armato. Destinatari della misura cautelare firmata dal GIP su richiesta della DDA di Palermo, tra gli altri anche Antonio Massimino, recentemente arrestato dai carabinieri per il possesso di un mini arsenale, ed il figlio Gerlando. Antonio Massimino era uscito dal carcere nel 2015 e nelle intercettazioni di quest'ultima indagine si evince come Massimino, dopo la morte nel 2015 del boss Calogero Lombardozzi, abbia preso il suo posto. Braccio operativo di Massimino Gabriele Miccichè, che tra le altre cose, proprio insieme a Massimino, è accusato di violenza sessuale ai danni di una 34enne convivente di un agrigentino che aveva comprato una macchina con assegno in bianco. L'uomo è stato sequestrato e minacciato con le armi, la sua compagna invece è stata insultata sotto la minaccia di una pistola, baciata, palpeggiata con forza sulle gambe, sul sedere e sulla vagina, e lo stesso boss Massimino, dopo essersi denudato, le avrebbe strofinato il pene sul sedere. I fatti risalgono allo scorso 18 ottobre. Tra gli arrestati anche il capo ultras della Juventus, Andrea Puntorno, 42 anni, che da un anno era tornata ad Agrigento. Puntorno, che di Massimino è parente, in quanto la sorella ha sposato un fratello del boss, avrebbe fatto da intermediario. Avrebbe stretto così un accordo commerciale per la cosca agrigentina guidata da Antonio Massimino ed alcuni narcos calabresi ritenuti vicini all''ndrangheta per cocaina, hashish, marijuana e perfino chetamina, che dalla Calabria giungevano fino alla città dei Templi. L'ordinanza di custodia cautelare richiesta alla DDA di Palermo ha raggiunto gli agrigentini Salvatore Capraro, 19 anni, Fabio Contino, 20 anni, Sergio Cusumano, 56 anni, Alessio Dinolfo, 33 anni, Eugenio Gibilaro, 45 anni, Giuseppe Messina, 38 anni, Liberio Militello, 58 anni, Vincenzo Sanzo, 37 anni, Attilio Sciabica, 31 anni, Luca Siracusa, 43, Giuseppe Tornabene, 36 anni, Calogero Trupia, 34, Francesco Vetrano, 34 anni, e poi gli empedoclini James Burgio, 25 anni, Angelo Cardella 43, Francesco Di Stefano 43 anni, Angelo Iacono Quarantino 24 anni, Valentino Messina 56 anni, Francesco Luparello 45 anni di Realmonte, Calogero Rizzo 49 anni di Raffadali.